Allora, come di consuetudine, è il momento del bilancio, la delegata generale, lo dico apposta, della settimana della critica, Beatrice Fiorentino. Buongiorno. Allora, sei sopravvissuta e già già lo è mettiamo un agli dato. atti. Esatto. E con te però volevo fare il bilancio, com'è andata questa settimana della critica? I numeri sono buoni, ma a livello proprio Di percezione. di percezione, di emozione, di tutto quello che è successo. Molto bene, ma molto bene. Non avevo, adesso sembrava un po' presuntuoso, ma non avevo molti dubbi, sempre sul lato di percezione. Sì, perché noi ci eravamo sentiti poi i primi di agosto parlando della selezione. Esatto. E già lì sì. avevi raccontato Eravamo l'identità carichi. fortissima comunque Sì, che c'era. Sì, eravamo carichi, siamo arrivati quindi con lo spirito Alto. ben temprato, sì. E mi pare che ci abbiamo visto giusto, nel senso che i film di cui eravamo già convinti si sono rivelati delle conferme. Sono stati accolti bene. Sono stati accolti molto bene, sia dal pubblico che dalla stampa. Qualcosa ti ha sorpreso in particolare? Beh, l'altro giorno abbiamo avuto qui le 3 registe di About Last Year che... Sì, molto calore intorno a loro, e mi sembra un film oggi estremamente importante che si finisca a parlare di queste cose anche in Italia, perché è un discorso che viene sempre assodato rimandato all'estero, diciamo, però quasi. ecco, in Italia è sempre un po' guardato a distanza. Esatto. Sorprese, ma Cioè, guarda, più che altro la sorpresa, ti ha sorpreso la reazione del pubblico rispetto a qualcosa? no, perché è stata diciamo molto calorosa, ma il dato che voglio portare con me, che registro con enorme piacere, è l'età media del pubblico che si sta abbassando e la Sala Perla è sempre piena di giovani. Infatti dicevamo con Alberto Barbera, è stato qui, e universitari, studenti... Sì, è pieno di giovani che poi ti fermano, ti incontrano, ti fermano perché vogliono trasmetterti qualcosa, Certo. Sono grati, ecco, mi pare lo che... scambio, vogliono lo scambio. Esattamente, vogliono lo scambio e vogliono qualcosa di nuovo, evidentemente più vicino a loro. È inutile dire che i giovani non vanno al cinema se poi non si cerca di mettersi in connessione, Certo, di con raccontare loro, di qualcosa che parlare. possa interessare a loro. Esattamente. Quindi il di cinema parlare non è del loro morto? mondo. No, ma a me sembra molto vivo, o forse ci sono 2 cinema, ecco, questo è un Ecco, po' perché sto infatti si vedendo. parla, no? Poi ogni mostra, ogni festival si dice: ma il festival c'è ancora senso, serve ancora qualcosa? Nella nostra piccola bolla direi proprio di sì. Io abbraccio tutta l'imperfezione che può esserci nelle nostre piccole opere prime, ma con slancio, perché mi sembra che lì ci sia una vitalità molto sana che può portare a delle prospettive interessanti. Il cinema consolidato un po' mi annoia, devo dire, sì. Cioè tu dici paradossalmente uno cerca di più cose sfidanti, diciamo, Sì. visioni sfidanti che non... Secondo Forse perché abbiamo me quella troppe è la visioni via. rassicuranti? Sì, quella secondo me è la via. Il mondo sta cambiando così velocemente che bisogna starci dietro, il cinema deve starci dietro, si parlava appunto dei giovani, devi raccontare il loro mondo, Certo. non si può continuare a raccontare il nostro o addirittura quello di chi ci ha Quello di preceduto. prima, esatto. Sì. Senti Beatrice, dici senza far torti a nessuno 3 titoli che ti porterai via? 3 titoli non dei miei? Fai torti a qualcuno? Sai cos'è? No, allora facciamo così. 3 film che consigli... No, è brutta lo stesso, No, vediamo ma come sai possiamo cos'è? Che in uscire. realtà da quando Vabbè, hai fatto la l'attività selezione della fatta casa tu, della quindi è critica- evidente che ci quindi credi in dei tutti. miei. Cioè, Vuoi 3 dei miei? Che cioè cattiveria. 3 dei tuoi che a chi vedi dice: ah, allora adesso seguite il percorso di questo e vediamo poi. Allora, la premessa davvero Esatto, non li hai per non fare selezionati torto tu e a ovviamente nessuno, ci è tieni che sono tu. davvero figli tutti e credo moltissimo in tutti. Ciò detto, io penso che Luna Carmoon sia da tenere d'occhio perché è giovanissima, ha girato Horde che aveva 24 anni e mi pare un talento veramente molto brillante. Tra l'altro è stato raccolto bene anche la recensione del Guardian, mi sembra. Sì, 4 stelle che piovono, ma questo anche Sky Pills. Anche Sky Pills, sì. Esatto. Con un cinema comunque un pochino più quadrato, ecco. Horde scappa da tutte le parti, è veramente esplosivo. Sì. Quindi, insomma, su di lei credo che si possa scommettere con una Sai già se certa... ci sarà una distribuzione o ancora no?
Qualcosa uscirà in Italia? In Italia è sempre complicato il discorso, non so mai bene perché. Oppure in piattaforma a questo punto, perché cioè, diciamo Sì, che, piattaforma, penso che le proprio di sì. piattaforme comunque tanto Sì. vituperate su certo cinema servono, perché Assolutamente altrimenti sì. Cinema da 20 anni fa festival, chiamiamolo. quelle cose lì non l'avremmo persa completamente. Oppure ci sarebbe stata la Mikado che ne avrebbe Esatto, distribuito, Mikado, esatto, grande avrebbe Mikado. distribuito Sì, probabilmente sì. Perché c'era tutto. anche ancora quel pubblico però Sì. che è sparito. Ma io sono quel pubblico. Anch'io sono quel pubblico, quindi non siamo spariti. Siamo qui. Però siamo sono meno bravi. cioè una volta c'era proprio quella fetta che faceva anche mercato, che faceva, no? Adesso Sì. che faceva incasso, introito economico, ecco. Boh, dici che No. non c'è più? Diciamo che Io ci viene proverei. meno indirizzato. Sì, sì, anche io ci proverei assolutamente. Sì, io ci proverei. Perché poi, ecco, guardo un po' all'esperienza dello scorso anno e vedo che tutti i film hanno avuto un percorso festivaliero sconvolgente, ancora adesso sono lì che girano e raccolgono premi. E hanno avuto una distribuzione in sala nei loro paesi di provenienza, ma anche un po' sì, in giro. Europa, ma qualcosa anche negli Stati Uniti e funzionano, quindi è veramente un po' un problema un po' italiano. Sì, uno dei tanti problemi italiani. Sì. Senti Beatrice, per chiudere, cosa ti porti via nella valigia da questa Venezia 80? Io mi porto l'entusiasmo dei ragazzi. Mi porto l'entusiasmo dei ragazzi e mi porto dietro anche il calore del mio team, che è meraviglioso e non so, mi sento in famiglia, mi sembra che ci sia una settimana della una truppa, settimana della critica che lavora con immenso affetto credendo in un progetto. E Certo, questo tanta è passione tanto sempre, che poi è importante. il segreto. Sì, ci crediamo davvero. E per l'anno prossimo quindi? L'anno Quando prossimo ti riposi? vediamo. No, allora non mi riposo, perché in realtà abbiamo già cominciato ad agosto a vedere Bene, cose. perfetto. Sì, chiaramente in prospettiva Certo, e tutto. beh. A ottobre non sarò, credo, mai a casa. Bene. Quindi si ricomincia il giro e non c'è un'idea, perché poi l'idea viene fuori. Eh sì, esatto, come dicevi tu, poi in tempi come questi così veloci, poi le idee Sì, arrivano da tutte le parti. arrivano, sì. La selezione poi sorge quasi spontaneamente. Certo, perché poi fai. Ci vediamo il prossimo anno qua? Appuntamento qui. Perfetto, va Grazie bene. mille. Beatrice Fiorentino, Lot Corner. Grazie Presto. Beatrice. Ciao. Grazie.